Eccoci di nuovo nel video box con... Filippo Frigerio. Che classe fai e di che istituto? Quinta, liceo scientifico Niccolò Tron di Schio, provincia di Vicenza. Allora, qual è la parola che hai scelto? Perché l'hai scelta e che esperienza hai tu personale riguardo a questa parola? Io ho scelto la parola e-government. Dietro le nostre teste. Ho scelto la parola e-government perché secondo me la forma migliore della democrazia è quella mediante cui tutti quanti possono accedere liberamente ai documenti, magari poter esprimere la loro opinione, sarebbe bello magari anche in tempo reale, però non siamo ancora arrivati a questi livelli, magari un giorno ci arriveremo, e la fruibilità più completa di qualsiasi tipo di delibera, di legge, di emendamento che viene fatto a qualsiasi livello, in qualsiasi organo istituzionale. Quindi la conoscenza online, tramite internet, quindi tramite l'uso della tecnologia, di tutto quello che riguarda la pubblica amministrazione. Quindi in realtà, secondo te, e-government, che è sei il primo ragazzo che sceglie questa parola, rappresenta un po' l'avvicinamento della cittadinanza all'amministrazione tramite la rete. Secondo te questo è importante perché significa più libertà e più democrazia? Direi di sì, perché tutti quanti sono portati a conoscenza immediata di quello che si svolge nel palazzo, quando in realtà pochissimi sanno cosa succede dietro le mura. Aprire la conoscenza a chi sta fuori e fare in modo che tutti possano leggere su internet E soprattutto anche dire la loro opinione, no? Dicevi prima, quindi l'interazione, cioè poter dire quello che si pensa e poter anche criticare in questo caso le decisioni che spesso vengono prese tra pochi. Quindi il governo al 100% del popolo praticamente. In tal modo le amministrazioni pubbliche a qualsiasi livello, a qualsiasi grado saranno, diciamo, obbligate a tener conto dell'opinione dei cittadini, vedendo i loro commenti, vedendo le loro scelte online. verso una nuova democrazia. Un tipo di democrazia che sia la vera e propria prima forma di democrazia più totale, quindi il governo del popolo al 100%. Grazie della tua testimonianza e buona giornata.